Ciao da Nicoletta, oggi ti voglio invitare al prossimo mini corso. Vorrei rispondere a qualche domanda che spesso le persone mi fanno, così almeno rispondo immediatamente, fugo ogni curiosità. Ti ho scritto le domande più classiche che mi vengono poste. La prima domanda è proprio questa: è registrato o è interattivo? Assolutamente è interattivo. Cosa significa? Che posso imparare a guidare da una registrazione? Mm? Riusciresti a metterti in macchina e a metterti in strada dopo aver visto una registrazione? Penso di no. Io amo molto l'interazione perché attraverso l'interazione le persone imparano molto di più, attraverso l'interazione le persone hanno modo di entrare a contatto e di sperimentare da subito l'efficacia di quello che stanno imparando e se hanno qualche domanda poterla porre immediatamente. Quindi la prima risposta è un corso assolutamente interattivo. Andiamo alla seconda domanda che mi fate sempre. La seconda domanda che mi fate sempre è da che età? Guarda, io dal vivo ho avuto dai 5 anni ai 92 anni. Nell'online ho avuto dai 7 anni agli 80 anni. Ecco un po'. Quindi il mini corso può essere frequentato anche da un bimbo, tanto c'è una bella sorpresa che ci sono 2 accessi con 44 euro, quindi se accompagnato dal genitore fino ai 10-12 anni, volentierissimo, anche perché prima imparano certe strategie, prima si imparano certe tecniche, prima si riesce a ottimizzare i tempi e soprattutto ad acquisire fiducia, perché spesso, soprattutto chi è piccolo, noto che manca magari quella fiducia in sé, perché a scuola può essere che abbia qualche difficoltà o ci mette troppo tempo e quindi prima lo si fa, meglio è. E per chi è già adulto, che ha tante cose da fare, il tempo penso sia un fattore determinante, quindi è un salvavita nel risparmio di tempo. Altra cosa importante è teorico o pratico? Assolutamente pratico. Cosa significa? Da iperattiva, io se mi spieghi la teoria, dopo 3 minuti sono già distratta. Non riesco assolutamente a passare concetti teorici troppo a lungo, perché la teoria, troppe persone conoscono le teorie ma non sanno poi metterle in azione e in pratica e quindi è assolutamente pratico, pratico, pratico e impari già delle cose che puoi utilizzare e che utilizzi già quella sera, quindi ti porti già a casa qualcosa di immediato. Cosa è incluso questa cosa qua e cosa si impara? Ti condivido la pagina, poi ci sarà il link, così vedi assolutamente cosa c'è all'interno del mini corso e cosa impari. Eccoci qua, te la condivido subito, ci siamo. Ecco qui, c'è qualche testimonianza, le cose che ci sono, sì. Va bene, sono messe qua. Le tecniche di memoria, quindi impari delle tecniche di apprendimento, impari già delle strategie per ottimizzare i tempi, le tecniche di concentrazione, perché troppo spesso siamo distratti. Facciamo un test di memoria, ti faccio vedere un software bellissimo per le mappe mentali e c'è qualche cenno alla lettura veloce. E quindi partiamo proprio da concentrazione, per essere concentrati, tecniche di memoria, le mappe mentali e altre strategie. Vabbè, ma lasciati sorprendere, non ti voglio dire tutto. Cosa c'è incluso durante nei 44 euro? Un ebook sulla supermemoria, la mappa mentale che viene creata direttamente al corso, il software per le mappe mentali, un audiocorso sulla concentrazione, la possibilità di rifrequentare il corso, l'attestato e per chi ci aiuta nell'organizzazione, quindi chi si iscrive con un po' d'anticipo, hai un omaggio a una persona a te cara. Quindi veramente più di così non lo so, 2 ore e mezza, dense, 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 perché chi arriva da me è molto, molto denso perché vuole cose dense. E se chi arriva da me di solito? Chi ha voglia di praticità, chi crede che 28 anni di esperienza facciano davvero la differenza e chi è in un cambio magari di prospettive di vita o chi è stanco di buttar via inutilmente il suo tempo e crede che con le strategie giuste si può veramente ottimizzare di più. Ti aspetto. Ciao, ciao, ciao.